vicine o distanti che siano in classifica, sentono sempre tanto maledettamente questa partita. La Pisana Calcio 8 è a 9 punti di distacco dal Cotton Club capolista. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. Questo è il derby della 21esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8, quello in cui il Cotton Club campione d'Italia in maglia oro proverà a segnare il record di vittorie consecutive di questo campionato. La Pisana Calcio 8, dopo sconfitte consecutive in serie, ha bisogno di rialzarsi e ha bisogno di farlo in una grande partita. Liste di convocati che tornano ad essere zeppe di grandi nomi da ambo i lati. Era stato un po' il problema della Pisana Calcio 8 nelle tante sconfitte appunto occorse negli ultimi tempi, quelli in cui la squadra di Pasquale, che era davanti al Cotton Club per lunghi tratti del campionato, per esempio per quanto riguarda il derby d'andata finito 4-4, ritrova tanti pezzi importanti, a partire naturalmente in porta, dove però si schiera come al solito Giuseppe De Bernardo. Nel frattempo inquadriamo il saluto della Pisana, poi c'è il numero 8 a Massari, il 5 è Carnevali, 6 Cervini, 7 Cesaro e il numero 1 secondo portiere Marco Filonardi, che si è ripreso dall'infortunio occorsogli contro il Testaccio. Numero 11 Laurato, numero 9 è Meloni, il numero 10 è Roberto Piccolo, c'è Andrea Ricci col numero 3 e crediamo se è ben segnato il numero 14 è Scerrati, il 16 a chiudere la lista degli ospiti oggi, seppure giochino qui in casa praticamente da sempre, quelli della Pisana Calcio 8, che gioca in maglia nera, attacca da destra a sinistra il Cotton Club nella tenuta classica oro da trasferta, schiera invece in porta naturalmente Simone Santarelli, artistico alla 10, Barbarella 44 col 6 Blandino, col 5 c'è Conti, col 90 Fatati, il 23 ed agisce da centravanti dall'inizio Davide Lefebvre, col 24 Nolano, poi c'è Piccheri in panchina senza numero, vedremo se farà anche il suo ingresso in campo, mentre avanzano quelli del Cotton Club col primo attacco che passa da destra da Artistico, che parte largo. Tinazzi ragiona con Capitan Zamperini, a sinistra c'è Blandino, è partito fuori Conti, Blandino subito a provare il colpo di testa sulla traversa d'Artistico. Che colpo di testa, coordinazione, ci aspettavamo, lo dobbiamo dire, scorrendo verso destra con l'inquadratura. Una rovesciata del folle numero 10 del Cotton Club, lungo lancio della Pisana, subito facile preda però di Simone Santarelli. Completiamo appunto la lista col numero 7 Tinazzi e col numero 21 Zamperini. Qui il passaggio è ben letto da Roberto Piccolo, che appoggia al Laurato, uno di quelli che hanno reso meno per quanto riguarda l'ultima sconfitta della Pisana in casa con l'Atletico Fiumicino. Prova Laurato ad accendersi subito e conquista calcio di punizione dopo dribbling in sequenza. Ha già battuto il calcio di punizione alla Pisana andando da Carnevali. Ci richiedono dalla panchina del Cotton Club la lista, noi la lasciamo al prode Michele Scatarzi, che attendeva proprio qui sotto la nostra postazione. Ci saluta. A sinistra c'è un assist. Chiude ancora bene la Pisana, che ha una verifica importantissima naturalmente per quanto riguarda la sua tenuta difensiva, maglie che devono rimanere ben strette, quelle dei ragazzi di Pasquale, che qui accelerano l'azione con Laurato, il tocco poi ancora in orizzontale, palleggio di Cesaro, la palla stava per giungere a Meloni, Zamperini. Dopo un tocco su Tinazzi c'era stata qualche protesta da parte della panchina del Cotton Club. Qui Nolano. A sinistra può salire Blandino nell'insolita posizione d'esterno basso difensivo. Scambia con un compagno e va da Tinazzi. Artistico. Controlla e prova a pescare un compagno dall'altra parte. Lefebvre vuole. Palla sul corridoio. Ci rilanciano la lista, che però ci supera nettamente. Finisce oltre le nostre spalle, giù dalla torretta. Avessimo avuto i riflessi di una volta, questa sarebbe stata carpita con la nostra mano destra, ma così non è, quindi all'altezza del terzo minuto e 30 secondi, ancora 0-0 tra Cotton Club e la Pisana Calcio a 8, non c'è prevalenza territoriale di due squadre che si stanno studiando, un po' come avevano fatto all'andata prima poi di scatenarsi, con 8 reti segnate in totale. Artistico è servito ma costretto a girare a largo dalla difesa della Pisana, poi sbaglia. Laurato su Carnevali.
quindi dialogano come al solito stretto senza mai buttare via il pallone, e quelli di Di Pasquale, che esagerano ma ne escono ancora bene, con un ottimo disimpegno. Laurato da Piccolo. Piccolo finta un'apertura qui sulla sinistra, poi continua a portar palla, viene pressato dall'altro numero 10, il suo omologo artistico, offre a destra a Cesaro, che fa l'esterno e oggi si abbasserà sicuramente più del solito per dar manforte sui tagli laterali di Artistico. Laurato, buono l'1-2 con Piccolo, ancora Laurato, doppio passo e palla indietro a Chianelli. Piccolo, deviazione, scusate, naturalmente si trattava di Cervini e non di Chianelli, ed quindi fallo laterale per il Cotton. Qualcuno ha recuperato la lista alle nostre spalle, ci viene rilanciata, stavolta le abilità cestistiche di Scatarsi si fanno sentire. Nolano fa scorrere questo pallone, ci arriva con poco tempismo, quindi è la Pisana che riconquista, con Ricci che sta giocando a tutto campo, ma soprattutto sulla linea di centrocampisti del Cotton, che qui viene allungato nella sua fase difensiva da una verticalizzazione improvvisa della Pisana, che torna da Ricci, quindi di nuovo indietro, da Cesaro. Si ricomincia da De Bernardo, la pazienza della Pisana, che ritrova un po' di confidenza qui col Ciriaci, con questi avvii di gara dove molto spesso quelli di Di Pasquale tengono il possesso, è quello che stanno facendo con profitto in questo avvio. Carnevali porta palla e ha una decina di metri per avanzare sino al cerchio di centrocampo, dove poi si ferma e comincia a ragionare. Il movimento di Laurato, nessuno lo marca, allora Laurato, non c'era stata la copertura preventiva d'Artistico, Laurato abbastanza al piccolo trotto, servito da Carnevali al tiro, sbagliato e di molto, ma ha iniziato sicuramente meglio la Pisana. Nolano, ritmo un po' basso del Cotton Club, che ora prova dalla distanza con Nolano, fuori non di molto, l'aveva comunque battezzata fuori De Bernardo. Carnevali scambia con De Bernardo, si torna da Tiziano Carnevali, uno degli ultimi a mollare con l'Atletico Fiumicino, stava per dare il via con la sua doppietta nel finale a una clamorosa rimonta che poi non si è concretizzata. Ha vinto 6-5 gli ospiti con una caduta importante, la terza in serie per la Pisana qui al Ciriaci dopo quella con il Peperino Calcio, anche se lì giocava in trasferta. Qui il lungo lancio, Santarelli esce davanti a tutti. Sconfitta, dicevamo, col Peperino Calcio per 3-1, poi con CUD 2-7-2 e un'altra appunto con Atletico Fiumicino. Ma oggi sembra essere un'altra Pisana, non è d'accordo Artistico, che va da Lefebvre ancora, rasoterra, il velo d'Artistico, l'azione che prosegue ancora in area di rigore al lato corto, un paio di finte, chiusura doppia della Pisana con Cesaro che si sacrifica alla grande. Fallo laterale per il Cotton Club, se ne occuperà Blandino. Va su Lefebvre, chiude la Pisana ancora. Poi palleggio di Ricci, scarico dietro e rinvio lungo, ma Meloni poco su Zamperini, anche se poi si impegna e riesce ad andare da Laurato. Laurato è pressato da due uomini, Conti e Nolano. Scusate, Zamperini naturalmente e Nolano. Fallo laterale, Conti è in panchina. Continuiamo a vederlo in giro per il campo quando non è ora presente. Cervini gioca bene, addirittura col petto piccolo che riceve di tacco al volo indietro da Laurato. È una Pisana che ancora col tacco va da Laurato, il tiro contro Zamperini era stato da parte di Meloni. Gioca davvero in maniera molto spettacolare la Pisana calcio a 8, che ha lasciato via le briglie in questo avvio. Piccolo col tacco, estrema confidenza ancora di Piccolo, sarà il quarto colpo di tacco nello spazio di 30 secondi a cui assistiamo dagli ospiti, che qui con un doppio passo vanno via con Laurato, poi Veronica. Nolano si arrabbia e stava per buttare giù la porta di Santarelli, ma è punizione Pisana. Ed è l'inizio con le giocate che Di Pasquale aveva chiesto, quelle in grado di strappare la partita da un momento all'altro, anche al cospetto della difesa più decorata della storia recente della Serie A. Una squadra che ha smesso praticamente di prendere gol da una decina di giornate a questa parte, ha uno score all'incirca, ve lo diciamo, di 48 gol fatti e solo 7 subiti nelle ultime 11 gare vittoriose, casa o trasferta che fosse per il Cotton.
La rincorsa di Piccolo e laterale ci fa pensare anche forse a un tiro a giro. Santarelli 3 in barriera e c'è anche Zamperini a fare un'altra mini barriera sul secondo palo. Rincorsa laterale per Piccolo. Parte invece secco contro un avversario, può ancora raccogliere lui da fuori, ma è sfortunato poi nel rimpallo che favorisce il contropiede, dettato da Nolano. La finta di Nolano, il suo destro in fotocopia, è ancora alto. Sono 2 tiri fuori per ora di Nolano, le occasioni create dal Cotton Club insieme a quella traversa pizzicata da Artistico con un colpo di testa al volo, naturalmente, di prima. La Pisana Calcio 8 invece si è fatta manovriera in questi primi 10 minuti circa di gara. È un giusto 0-0 qui De Bernardo. Se la cava con una finta sulla pressione di Lefebvre. Esce la Pisana che sta rischiando tante giocate, ma sembra essere in grado di farle, come è in grado di stoppare un pallone del genere Zamperini, anche se poi lo gioca male. Per sua fortuna torna l'azione tra i piedi di Nolano, poi l'assist indietro, il sinistro tentato sulla palla data a rimorchio da Lefebvre, poi Nolano tenta da fuori il Cotton, la Pisana resiste e non corre nemmeno troppi pericoli in questo avvio. Fabio segui l'11 e Zappe segue il 9. Discussioni tra Miozzi che naturalmente scaramanticamente sta seguendo la partita da fuori e Davide Di Pasquale che è tornato al timone della sua creatura e che può essere sicuramente molto soddisfatto dell'approccio alla gara. Naturalmente tutte le motivazioni del mondo per battere il Cotton Club da parte della Pisana che ha ritrovato tanti interpreti fuggiti da qualche parte nelle ultime settimane. Carnevali in verticale, Ricci appoggia fuori. Dove arrivava Meloni che sbaglia, allora ripartenza Cotton Club con l'assist al volo ancora una volta di Lefebvre, troppo immediato, troppo complicato, allora Piccolo che serve però involontariamente, Capitan Zamperini che se la porta in qualche modo col sinistro, può cedere lateralmente Lefebvre contro un avversario. È una partita dal ritmo molto alto, dalle giocate naturalmente di tenore tecnico altissimo e continue da parte di tutte e due le squadre. Artistico di prima con un gran pallone che non viene tenuto in campo per poco. Fallo laterale Pisana. Carnevali. Cervini, quindi De Bernardo che ha rischiato tanto prima con i piedi ma ha dimostrato ancora una volta di essere un portiere bravissimo in tutti i fondamentali. De Bernardo. È lui il primo impostatore oggi della Pisana che con Piccolo prova a far correre sulla fascia Cesaro. Assetto sicuramente offensivo, Cesaro, Laurato, Meloni davanti. Ma elastico della Pisana che funziona. Cotton che comunque da qualche minuto a questa parte ha preso più le misure, non ha rischiato moltissimo, c'è da dirlo. Santarelli, ed ora imposta ancora con Nolano. Il movimento a largo di Lefebvre che se ne porta dietro un paio e dà ancora fuori al numero 24. Può scegliere Blandino, lo trova sulla sua sinistra, tiro a giro De Bernardo, vola sul destro magico di Blandino. Mamma mia, che parata di De Bernardo. Time out poi per il Cotton, piccola pausa per noi. Si riprende con un calcio d'angolo per il Cotton Club battuto da Artistico. Dentro l'area di rigore l'intervento in spaccata di Piccolo, poi Laurato. Laurato che se ne va, c'è il tocco di Lefebvre fuori, in fallo laterale per la Pisana. Abbiamo assistito a una metà di prima frazione perché ora l'abbiamo scollinata dato che siamo circa al 13° di gioco nel corso del primo tempo. Dicevamo una prima metà di frazione davvero molto equilibrata dove abbiamo rivisto la Pisana Calcio a 8 dei bei tempi, quelli nei quali la formazione di Pasquale era solita imporre la sua legge qui al Ciriaci. Legge che prova naturalmente a continuare ad imporre anche il Cotton Club che è capolista e va da Nolano, tiro deviato, calcio d'angolo, ci ha messo il tacco, in questo caso Carnevali. Sbaglia il passaggio, quello mi assolve. Calcio d'angolo per il Cotton Club, sarà battuto col sinistro ad uscire, arriva da fuori Zamperini, si impegna Piccolo, Cesaro non può intervenire, poi da fuori il destro De Bernardo, ancora lui. Vince per ora il duello a distanza con Santarelli, ma solo perché già chiamato in causa 2 volte a 2 miracoli. Il cross è ancora De Bernardo sul terzo tempo di Santarelli. Sono veloci loro.
L'arbitro dà rimessa dal fondo, non vede il tocco di Giuseppe De Bernardo, la sfera quindi ha colpito in pieno la traversa. Non uscì sugli esterni. Soli! Prova Cesaro di prima. Tinazzi forse la fa rimbalzare una volta di troppo, ma poi con la sua esperienza naturalmente non rischia e la dà in verticale dove Artistico agisce ancora bene. Si gira Artistico, ha spazio per il mancino De Bernardo in due tempi, stava arrivando Lefebvre. E i tiri da fuori del Cotton Club iniziano ad impegnare più del dovuto. Giuseppe De Bernardo, il baricentro s'alza, la pressione è positiva, come in questo caso, dove Artistico, Cross e Carnevali può rinviare. Laurato che contende la palla a Nolano, che lotta come un leone in primo impatto, il secondo è sbagliato da parte di Piccolo, si ricomincia da Santarelli che palleggia, si stava per far scavalcare dal pallone, poi rinvia. Lefebvre con calma olimpica, ricomincia da dietro il Cotton Club, appoggiandosi a Nolano. Attende un movimento, è Artistico che si allarga e col sinistro riceve ancora l'invito di Nolano a passare poi una conclusione contrata dalla Pisana. Ricci ha di fronte a sé Nolano, gli fa carambolare addosso il pallone tirandoglielo e quindi fallo laterale. Fallo laterale e percepiamo da Artistico un probabile infortunio occorso a un giocatore della Pisana in difficoltà muscolare. L'ha visto da lontano. È probabilmente Ricci che agisce molto lontano dai suoi compagni. Qui Laurato va da Carnevali. Torna da Cervini, anch'egli tornato in patria dopo le ultime assenze. È proprio Cervini a portarla. E molto bene tra l'altro da Meloni. A largo da Ricci, anticipo secco su di lui, ma aveva subito fallo Meloni, secondo l'arbitro. Gridano tutti Cesaro Cesaro dalla panchina della Pisana. È battuta velocemente la punizione, aveva tirato fuori Laurato, ma c'è da attendere il fischio dell'arbitro. Che non ti fermi te. Lo richiami ma non ti fermare. Artistico ce l'ha un po' con Lefebvre, con la sua debole indole a tornare verso la propria porta. Cesaro o Piccolo nel frattempo studiano la barriera posta da Simone Santarelli. 3 uomini ne ha messi il Cotton Club. Parte Cesaro, bordata contro la barriera che salta e rinvia bene. Cesaro ricomincia dall'ultimo uomo che è naturalmente Capitan Carnevali. Palla resa a Cesaro, la tiene in campo, sfida l'avversario, se ne va d'impeto Cesaro, che poi esagera cercando la conclusione. Luci accecanti oggi al Ciriaci, come i vecchi tempi avevano un po' abbassato la tensione di questi lampioni. Li hanno riposti, attenzione alla pressione di Lefebvre, qui sul folle fallo laterale battuto indietro dalla Pisana, se la cava alla grandissima con lode Carnevali, che poi chiede un fallo che non gli viene concordato, serve il recupero da quest'altra parte di Cervini su Artistico. Tinazzi. Nolano da Tinazzi, finta di Tinazzi, va da Artistico in area, palleggio e poi Cervini si mette di traverso al tentativo di rovesciata di Artistico che si sarebbe svolto di lì a breve, poi Nolano a cambiar fronte, Lefebvre con l'appoggio dentro, c'è un intervento, grandi proteste. Carnevali si ferma per constatare se l'avversario si è ripreso a tutti gli effetti, sì, e Cesaro torna da Carnevali. Si è un attimo fermata la Pisana perché è rimasto a terra il numero 37 del Cotton Club, protagonista dello scontro di prima, mentre Alessandro Barbarella va scaldandosi a bordo campo. Cesaro, messo in difficoltà dal retropassaggio, va da De Bernardo che infatti non riesce a stoppare. Calcio d'angolo Cotton, salgono le torri. Lefebvre in area di rigore, arriva di gran carriera Zamperini, ancora lui a staccare, un grande intervento di Carnevali che lamenta una spinta in terzo tempo in elevazione di Zamperini. Proteste d'Artistico con l'arbitro, arbitro che si avvicina ad Artistico, chiama il capitano del Cotton Club, l'arbitro ha una mano in tasca, non crediamo che sia per estrarre un cartellino, c'è infatti una stretta di mano.
No, arbitra lui, Mario, arbitra lui. Siparietto tra artistico e l'arbitro. Nel frattempo De Bernardo è pronto e rinvia. Colpo di testa all'indietro, si getta a capofitto Laurato. La respinta di Tinazzi. Soffre un po' il Cotton Club quando la Pisana riesce a giocarla velocemente in verticale. Quindi piccolo. Lotta come un leone, artistico, duello tra numeri 10, artistico come un toro, va a sradicarla all'avversario. Poi prova! Butta giù la porta, va a prendersi il pallone, lo mette nell'unico punto in cui De Bernardo non può arrivare. 1-0, straordinario di artistico. Ma che vuol dire un poi? Che cosa vuol dire un poi? Arbitro! Senti, io vado. Non serve il guardalino. Grandino! Alla prossima fai il Grandino! Capito? Alla prossima fai il centrale. Non serve. Sì, no, non dirlo a me, devi dirlo alle due panchine. Io è come se so una telecamera che riprende. 2 minuti dall'intenso. Dite le cose. A 3 minuti circa, nel frattempo ci sono dei cambi. Esce Zamperini per il Cotton Club ed entra Cristian Conti. No, esce. Non riusciamo davvero a vedere chi stia uscendo. L'artistico si è insaccato il dito cadendo. Uno dei due arbitri. Ci siamo messi d'accordo prima per cosa? Ci siamo messi d'accordo prima per cosa? Lui sta facendo qui cosa? Guardaline, socio. Cioè, può fischiare? Può fischiare o no? No. Allora quando lo dici? Allora che sta facendo? Che senso c'ha? Sì, ma di che senso c'ha? Se lui sta qua senza fare nulla, che senso c'ha? Se può fischiare allora non mi dia a me non posso, perché mi sta più per culo a me. Come no? Allora mettetevi d'accordo, raga, mettetevi d'accordo, perché se te mi dici che può fischiare e lui mi dice che non può fischiare, allora poi c'è qualcosa che non va. Oh. Lei mi ha detto a me inizio partita può stare qui senza correre e può partecipare alla partita, quindi può fischiare. Lui in questo momento mi ha detto che non può fischiare. Comunque va bene, a posto, non ti preoccupare. Io mi faccio spostare qua. Io mi sono messo il Basta sapere le cose. Guardi, non serve. Ma come non serve? Ma il guardarite serve. Ma sarà meglio che guarda. Ah, mo è. No. Dai, gioca, gioca, oh! Non mi capite il cazzo, gioca! Fagli fare guardalina almeno, no? Ma sbagliano loro, perché una volta vengono chi butta fuori, 6 arbitri, mo manco uno. Questo ci fa via. Stavo qua adesso per cazzo. Ma mo ti posso fischiare, ma che cazzo? Cervini, è ripartita la gara. La Pisana ha perso malamente il pallone. Allora dalla media distanza il Cotton Club con l'assist in verticale dentro. Ha spaccato a metà la partita Mario Artistico col suo sinistro incredibile davvero. Dalla media distanza ha recuperato il pallone e poi di forza e potenza ha tirato una mazzata inconcepibile sotto l'incrocio dei pali. De Bernardo l'è andata a seguire con lo sguardo, ha provato a porsi sotto il pallone ma nulla da fare. E poi ora Barbarella invece questo pallone l'ha perso in via definitiva. E giunge quindi dalla panchina del Cotton Club un altro pallone. Sta per terminare il primo tempo, ma ci saranno dei minuti da recuperare senza dubbio, anche per l'infortunio occorso all'arbitro. Qui Meloni è toccato da dietro, l'arbitro arriva, fallo di Conti su Meloni e cartellino giallo per Conti. Arbitro! Primo intervento subito giallo? Ma non è perché ti hanno fatto gli strilli, Oh, ci abbiamo strilli a tutti, Primo intervento, Oh, fischia bene, Primo intervento. Intervento da dietro di Conti. Io parlo con te, che parli con lui. Io parlo con l'arbitro. Adesso state parlando con l'arbitro, stavo zitto, muto. Ma non voglio parlare con te, non mi frega tu, non sto a parlare con te. Arbitro, oh! Mario! C'è da battere una punizione, è successo qualcosa. Qui Carnevali porta avanti il pallone, l'arbitro lo fa retrocedere, questa punizione non sa da battere. Mario! Mario è destro, Carnevali. Così, bravi! Uomo! Solo! La buona scalata di Blandino.
chiama calma Artistico e cambia fronte, dove attende Zamperini che vede un lungo movimento di Barbarella. Non lo serve perché c'è Artistico che ha tagliato, è corto il servizio da Blandino, quindi Tinazzi. Pisana che ora prova a contenere, Blandino cambia fronte, tocco di prima, poi Artistico, ancora tiro deviato e la palla finisce ancora in rete con una doppia deviazione sul tiro di Artistico. Raddoppia il Cotton Club, è 2-0 nel derby del Ciriaci. Proprio in chiusura di primo tempo è andato a rovinarsi. Sono andati a rovinarsi i primi 25 minuti giocati davvero alla grande dalla Pisana, che teneva bene il campo sia in difesa che in attacco, che proponeva trame convincenti e lo faceva con la solita voglia. Ora 2 gol subiti nello spazio di un paio di minuti. Il primo straordinario di Artistico, su questo non ci sentiamo di dare nessuna colpa comunque a De Bernardo per le deviazioni che gli sono occorse davvero di fronte alla porta. Accelera ancora il Cotton, la palla è ancora per Artistico, attenzione al numero 10 che oggi è assolutamente in palla, preso per mano la squadra. Davvero, adesso si fa servire praticamente tutti i palloni, eccolo ancora in azione, giocare di prima da Zamperini. S'allarga tanto Tinazzi, Zamperini cerca Barbarella, Blandino sbaglia, c'è Meloni, Conti rinvia direttamente tirando in porta e De Bernardo rilancia. Conti con la testa, appoggia lì vicino da Zamperini che stoppa male. Fallo laterale per la Pisana che ha l'opportunità per provare a chiudere questo primo tempo in avanti. Fallo laterale, poi un destro che parte e Conti che rinvia in fallo laterale ancora una volta, anzi è calcio d'angolo e c'era Meloni tutto solo. Calcio d'angolo Pisana, calcio a 8, c'è Carnevali che arriva da fuori ma rimane nei pressi della tre quarti. L'assist è fuori da Cesaro che calcia, di nuovo Carnevali, azione dentro e palla altissima di Laurato, avrebbe riaperto la gara. La respinta prima! No, te fai, i due che stanno al limite. Barbarella e Daniele, sulla respinta prima! Scusate. Non difesa, al limite, quello non gliel'abbiamo fatto. 60 secondi al termine, compreso il recupero che l'arbitro ha assegnato in questo primo tempo della 21esima giornata di Serie A della Lega Calcio a 8. Il Cotton Club è avanti 2-0 sulla Pisana, avendo giocato un'ottima metà di secondo tempo, una prima frazione che invece in generale era stata ad appannaggio del buon gioco proposto da quelli di Di Pasquale, che erano tornati un po' a far vedere quelle qualità che l'hanno contraddistinti per il 90% del campionato. Finisce il primo tempo, piccola pausa. Tutto pronto alla ripresa delle ostilità dal Ciriaci, 21esima di Serie A della Lega Calcio a 8. Il Cotton Club è avanti 2-0 nel derby del Circolo contro la Pisana Calcio a 8 a risolvere 2 reti di Artistico. La prima è una delle più belle dell'intero campionato, la seconda una delle più strane perché c'è stata una doppia deviazione di fronte a De Bernardo, non sappiamo nemmeno come sia riuscito ad entrare il pallone, ma tant'è. In chiusura di primo tempo le 2 reti del Cotton prova direttamente dalla centrata alla Pisana, con un tiro simile a quelli che aveva tentato Nolano a ripetizione nei primissimi minuti di gara, quando il Cotton Club trovava varchi per entrare nell'attenta difesa di Di Pasquale solo con gran tiri da fuori. I neri erano stati davvero molto bravi ad orchestrare un possesso di palla coraggioso e ben portato, anche se qui devono stare attenti a Barbarella che riesce a darla fuori. Poi da terra c'è l'intervento falloso di Piccolo. Avvicendamenti naturalmente nelle due squadre non ce ne sono stati tra primo e secondo tempo, unico cambio tangibile l'uscita di Fabrizio Nolano per far posto a Cristian Conti, che va quindi ad agire, no, da difensore. Blandino è avanzato. Blandino, tu e Daniele. Conti addirittura è Artistico, 2 in barriera per la Pisana, se ne aggiungono un terzo. No, a Massari non va in barriera. E anche il quarto, eccolo che arriva. Centrocampo. Artistico e Conti. Parte Artistico. Sinistro che passa sotto la barriera, è la tripletta di Mario Artistico che mette il segno, il marchio di fuoco nel derby. 3-0 Cotton Club. Dai, porco 2. Fammi la svegliata, prima che stai fermo è la svegliata,
La partita risolta dal campione di maggior spicco del Cotton Club, per ora è un 3-0 che premia il Cotton Club e che fa male, tanto male ad una Pisana che sta soffrendo un passivo molto superiore ai suoi demeriti. Qui un appoggio, arriva Laurato da dietro, non bada alla forma, ma certamente molto più alla sostanza Zampierini che gioca direttamente fuori. Forse era fallo laterale in zona offensiva. Piccolo si porta avanti il pallone però per battere un corner. E 3 uomini della Pisana calcio a 8 in area, anzi 2 più 1 fuori. Viene chiamato in causa Carnevali che finta in prima battuta la conclusione, chiede un fallo, contropiede Cotton, prova a chiuderlo Cesaro, non ci riesce, 2 contro 0 e Barbarella chiude anticipatamente la gara alla mezz'ora, è il 4-0 in contropiede del Cotton Club. Avvicendamenti anche probabilmente in porta, abbiamo sentito Di Pasquale richiamare De Bernardo, sta forse per entrare Filonardi, è una Pisana che naturalmente non vuole arrendersi o comunque non vuol fare figuracce di fronte ai rivali. Dal punto di vista del gioco non fosse stata punita da un Cotton davvero ferale quando c'è stato da colpire, avrebbe meritato un passivo diverso, non così pesante, ma sono già 2 le marcature del Cotton in questi primi 4 minuti della ripresa, erano state 2 anche negli ultimi 4 minuti del secondo tempo. Quindi al tramonto della prima frazione e all'alba della seconda i campioni d'Italia mettono a segno un passivo pesante nei confronti dei rivali e fuggono molto probabilmente a più 12. Ammassari cerca un contatto che non arriva, poi Carnevali da Cesaro. Mancano ora un po' gli appoggi alla Pisana, Cesaro lo trova comunque in Ammassari, Ruggero Ammassari è costretto a retrocedere ancora da Carnevali. Stretto Daniele, stretto. Laurato, sale Laurato, portando bene palla, spinto, fa anche il gesto con la mano dell'essere stato spinto, per quel motivo sostiene di aver sbagliato il passaggio, ma è fallo laterale Cotton. Zamperini, Barbarella da pochi minuti in campo mandato già a segno, cambia gioco in maniera pregevole, poi una cross al volo dall'altra parte di Artistico. Carnevali, un pazzo in area di rigore, si mette a dribblare praticamente sulla linea di porta, poi Piccolo con proprietà di palleggio torna da Carnevali, quindi Laurato. Cotton ora un po' lungo, prova ad approfittarne Laurato che strappa a metà il campo andando da Ammassari che si è allargato a destra, ancora da Laurato. Piccolo si avvicina, le finte di Laurato sul sinistro, il suo tiro e Laurato, l'orgoglio della Pisana calcio a 8, una buona azione, si era allungato il Cotton Club, Laurato uno dei migliori dei suoi, 1-4. Abbiamo fatto tocca 20 volte sta palla, andiamola a prendere sta palla. Dai, ma pure là, 20 volte, dai. Barbarella, da Blandino, Zamperini. Il suo lunghissimo lancio dall'altra parte, ben intelletto di testa da Cervini, che non ha come buona parte della Pisana colpi sui gol subiti. E che ha provato comunque a rimettere fuori la testa segnando. È molto alta la pressione del Cotton Club e rischiano anche andandosi a scoprire in avanti i campioni d'Italia. Qui Meloni colpisce però così e così, allora Blandino c'è un tocco su di lui ed è calcio d'angolo. Buona direzione del direttore di gara in una partita difficile, arriva la contraerea. Fallo tattico. Zamperini è già in area, sta arrivando Conti. Daniele fermo. La battuta è lunghissima da quest'altro lato. Praticamente sul terzo palo il corner di Artistico. Bravo! Scusate, Carnevali, la rimessa è sempre della Pisana. Cervini, metronomo basso dei suoi. Sono praticamente tutti metronomi, quelli della Pisana. Tale è la bravura nel gioco corto di quelli di Di Pasquale, che qui infatti ancora provano, giustamente con Meloni. Piccolo da Meloni, si chiude il triangolo e Meloni cambia il fronte.
serve. Che non serve. Fallo laterale. Conti. Non serve. Blandino. Artistico Palleggia. da Conti. Palleggia. Che si ferma come è il suo solito fare e poi appoggia vicino a sé ad un compagno per far uscire la Pisana, che in effetti esce, ma lo fa bene, andandosene con Ammassari, anche a difendere Artistico. Piccolo, finisce per riservire Artistico, che fa un'altra gran giocata, lanciando Blandino, corre poi sulla sinistra Artistico, ma Blandino sceglie a destra Tinazzi, il suo cross è deviato, il colpo di testa, Ammassari, da Piccolo, il movimento ottimo di Meloni a tagliar fuori la difesa del Cotton, venendo incontro, sovrapposizione di Ammassari che è giunta con un attimo di ritardo, zoppica un po' Ammassari, Piccolo la tiene in campo, s'arrabbia con tutti Artistico che sta sentendo particolarmente questa partita. Zamperini, Blandino, ancora Zamperini, prova a controllare tempo e ritmo il Cotton. Gira morbido, bravi. Conti. Bravi, bravo. Blandino dal cerchio di centrocampo. Passaggio di prima, Barbarella, un errore di grammatica il suo. Di prima Carnevali. Prova ad andarsene col tacco ma non ci riesce Laurato. È ottima la guardia di Tinazzi, torna Cervini, ricomincia da Giuseppe De Bernardo, quindi Cesaro. Guadagna rimessa dal fondo, pressano a tutto campo quelli del Cotton, quelli della Pisana li attraggono praticamente fin dentro la loro porta e poi provano ad andare oltre il pressing con passaggi feroci in verticale. Ammassari, s'accende Ammassari, la porta corta, poi però incespica e si mangia il pallone mettendolo in fallo laterale. Ricomincia le operazioni di riscaldamento nel frattempo il principe Davide Lefebvre. Qui l'arbitro col possesso del Cotton fermato, palla in area e la gara è riaperta, deviazione di tacco dell'arbitro sul possesso in orizzontale del Cotton. La Pisana non sta a guardare e fa 2-4. Signor arbitro! È chiesto nel frattempo time out da parte del Cotton Club. Situazione dove c'è anche un minimo di ilarità. È strano davvero quello che è accaduto. Il Cotton stava girando palla, l'assist di tacco a girare dell'arbitro, quelli della Pisana i più veloci a fiondarsi sul pallone, ed è il gol del 2-4 che riapre il derby. Nel frattempo tutti sono in campo, ma perché time out è stato chiesto dal Cotton Club. Piccola pausa. Strana infatti la situazione a cui abbiamo assistito. La gara è riaperta, Artistico prova a richiuderla, vola De Bernardo, ha provato a richiuderla Artistico da grandissima distanza, ha risposto ancora presente alla sua maniera Giuseppe De Bernardo. Gara riaperta su un'azione, dobbiamo dirlo, davvero particolare. Il Cotton Club stava girando possesso palla in difesa quando ad un certo tratto l'arbitro era sulla traiettoria di un passaggio, quell'intervento molto duro su Ammassari. Si prosegue Conti da Santarelli, rischiando forse anche un po'. Tinazzi porta palla, lamentavano un fallo non fischiato quelli della Pisana, ma l'azione poi è proseguita, diventando anche abbastanza pericolosa. Tinazzi da Blandino, partita che è in grado di riaccendersi davvero in ogni istante. Qui Blandino va da Barbarella, torna indietro da Tinazzi per il suo numero 37, quindi Zamperini, Artistico, stavolta dalla fascia sinistra, prova ad inventare dal fondo l'assist e Artistico la decide ancora lui perché fa tutta l'azione e poi con l'assist a Barbarella doppietta anche per lui. 5-2 Cotton. Abbassa la testa come un toro, un rinoceronte, se vogliamo ricordare il suo vecchio soprannome sui social network, dove cercava di sfuggire ai microfoni un po' di tutto il mondo dell'informazione che ruotava intorno al calcio a 11 prima e al calcio a 8 adesso. Mario Artistico, giocata di pura potenza. Una Pisana che comunque non era uscita con la testa dalla partita, era stata premiata anche un po' dalla buona sorte in occasione del gol del 2-4. Va bene. Fallo laterale per la Pisana, la spallata di Barbarella su Carnevali, si sono spiegati i due.
poi De Bernardo va da Carnevali. Prova a rientrare, ma a Barbarella intercetta solo per un attimo, ancora Carnevali si lotta, è un po' chiuso Tiziano Carnevali, deve appoggiarsi a Roberto Piccolo, i due vecchietti della Pisana che stavano per uscire, poi Piccolo spinto, prova a liberarsi del pallone col tacco, è fallo per la Pisana. A noi ci hanno monito così, Dai, E si è fatto sentire Carnevali. Mario, non ti abbassare, Mario, non ti abbassare, stai più alto. Io faccio come mi pare. Su quello c'è dentro là. Sempre fatto come mi pare, Tiziano. Stai là, dai, Sempre. Carnevali inventa un tacco laddove non serviva, Piccolo riconsegna palla al Cotton. Artistico gioca di prima indietro, anche questo è un bel vedere, come il tiro di Tinazzi, molto potente. Lotta Barbarella con i piedi, De Bernardo esce ancora in dribbling dalla sua area di rigore e poi va da Laurato, l'uomo che aveva provato a riaccendere la luce, cambia fronte improvvisamente, forse non se l'aspettava nemmeno Giordano Benoni in questo caso. Barba a destra. 5-2 per il Cotton. Blandino. Carnevali appoggia a De Bernardo. Così e così per una volta De Bernardo, aveva ben giocato sinora con i piedi. Qui ha rischiato tanto la Pisana, che se la cava guadagnando altro fallo laterale. 10 minuti al termine, come ci ricorda anche Piccheri dalla panchina, con Artistico che si impegna a centrocampo per recuperare un pallone che poi Zamperini completa nel disimpegno prendendola col tacco. Quindi ancora Artistico, accelera oggi, irrefrenabile davvero Artistico, poi con l'esterno a destra, c'è l'avanzata di Tinazzi, prende la mira per il cross, lo fa partire in due battute Carnevali, ma fuori Blandino. È un Cotton ora che occupa benissimo tutte le zone del campo e va ad arrembare ancora scegliendo il suo uomo più rappresentativo. Cambio di gioco deviato dalla corsa del suo compagno e quindi ancora Roberto Piccolo, Zampe accorcia centrale. quasi giunto a centrocampo, va a rasoterra in verticale, ben letta la situazione, si chiudono le maglie del Cotton, impediscono lo svolgimento dell'azione, rinviano qui con Santarelli. Barbarella stoppa, poi si appoggia dietro, buon cambio ancora su Artistico che uccide lì il pallone, poi palleggia, continua e prende anche la traversa. Inumana la prova di Artistico per ora. Avesse segnato anche questa avremmo spento l'iPad e ce ne saremmo tornati, non diciamo mestamente, ma ce ne saremmo tornati a casa. Esce Barbarella, buona la sua prova, in campo per uno scampolo di secondo tempo, fa 2 gol, quelli della sicurezza del Cotton, rientra il principe Lefebvre, che sbaglia il primo controllo. Deve intervenire la lavatrice Blandino, quindi Zamperini, usando il destro, pesca comunque Tinazzi. La Pisana continua a correre, la Pisana prova ad opporsi, è un Cotton che naturalmente non ha fame di segnare altre reti ma vuole tenere lontano il pallone dalla sua porta, lo fa con un cross dal lato, interviene Lefebvre, ancora rimessa dal fondo per De Bernardo, di minuti ora ne mancano circa 7 più eventuale recupero al termine. Carnevali in verticale, un buon lungolinea, quello che trova Laurato ancora in grado di scattare e di calciare, ad incrociare Laurato è l'incarnazione del fatto che la Pisana vuole rimanere in ogni modo aggrappata alla gara. Santarelli vicino a sé da Tinazzi. Prende la mira, lascia partire una grande sciabolata dove Lefebvre fa sponda ad Artistico che aveva tirato ancora una volta, andandosi poi a riconquistare il pallone, fintando e dando di tacco, a destra poi la palla dentro, che spettacolo Artistico. Blandì, vanno pure a saltare se vuoi, c'è Tinazzi e Cristian. Mario, va a saltare.
Attende fuori Artistico, il calcio d'angolo è battuto teso dentro, dove interviene in un primo tempo piccolo, poi lo stop. È stato con la mano da parte di Blandino. L'arbitro non opta naturalmente per il cartellino giallo in una gara che pian piano sta scivolando via. Giungono messaggi vocali dagli altri campi, li ascolteremo tutti successivamente. Squadre che attendono naturalmente notizie dallo svolgimento di Golbet Calcio a 8 contro Football 8 Roma Nord. Anche un po' infreddoliti da un Ciriaci che si era presentato sicuramente più ospitale nelle scorse settimane qui laureato. È davvero l'ultimo ad arrendersi oggi, ma trova un Conti ancora sul pezzo, quindi Lefebvre. Palleggia! Scambio in palleggio del Cotton ed ecco Zamperini anticipato da Artistico. No look di Artistico da Lefebvre che va di prima e ora prova ad addormentare e congelare il pallone il Cotton Club con 5 minuti ancora da giocare. Finta di Conti, poi palla a destra, Tinazzi centralmente, appoggio su Artistico, Blandino e poi dall'altra parte Tinazzi, quindi Lefebvre, quindi Blandino. Dalla distanza Artistico, sfida De Bernardo che ci mette la mano. Sembrava un duello del Far West, Artistico che aspettava il tiro, l'ha ritardato di mezzo secondo, De Bernardo che ha ritardato allo stesso modo l'intervento, mettendo la mano in maniera salvifica sul finale ed evitando il poker d'Artistico. Il 6-2 del Cotton che qui batte un calcio d'angolo con palla che attraversa tutta l'area di rigore, termina in fallo laterale per la Pisana da quest'altro lato. Ci informano nel frattempo che non giungono aggiornamenti dagli altri campi, chiediamo scusa e torniamo in cronaca. Piccolo. Corre Cesaro, Zamperini lo anticipa, finisce per lasciare lì il pallone, si va ancora da Laurato. Laurato col piatto, è salito Cervini, ha offerto a Carnevali, quindi Laurato, ancora Laurato. Prova col sinistro, deviazione Blandino, palla in fallo laterale. Meloni. La volontà della Pisana che va replicata naturalmente in tutto il campionato restante che c'è da giocare. È comunque apprezzabile ed ammirevole oggi. Calcio di punizione. Ride Conti, fallo su Laurato. Punizione battuta velocemente. Cervini, Ammassari, Carnevali. Davide, comincia a accorciare quando te spalle. Accorcia, bravo. Ammassari. Piccari è un martello, non smette di pungolare i suoi. Conti, poi in maniera imprecisa. No, stai proprio in ritardo perché sei pigro. Dopo una deviazione. Indica la marcatura a Zamperini, lui si occuperà di Meloni. Deve battere questo fallo laterale la Pisana, che ha abbandonato da qualche minuto ogni velleità di rimonta, ma che prova a rimanere in campo non solo da comparsa. Ecco Laurato, l'ennesima accelerazione. Cesaro su assist di Meloni, non sbaglia, fa 3-5, una Pisana molto positiva oggi. Non lo faccio è fallo tattico, Tre minuti al termine, 2 reti da recuperare per la Pisana calcio a 8. Il Cotton Club deve giocare col cronometro e sicuramente anche col pallone. Evitare scivoloni, non è stato uno scivolone quello del gol appena subito. Gran bella azione davvero di Laurato. Ora il Cotton si riporta attaccando da destra. Rientra ancora lui il tiro, De Bernardo riesce ad inchiodarla a terra, è rientrato Barbarella al posto di Artistico. Barbarella se la sta prendendo con la panchina della Pisana che si è fatta sentire, palla dentro a Meloni, è solo Meloni, Santarelli molto bravo ad evitare brividi al Cotton Club in questi ultimissimi minuti. Blandino. Muovila Fabio!
Il Cotton è fermo. Cambia gioco, fa. Dai. Anche la Pisana non pressa, quindi parte un lunghissimo lancio col petto, palla De Bernardo. Quindi Carnevali, che sa che nel calcio a 8 basta un'inerzia comunque per cambiare partite che sembrano decise. E allora ci prova comunque la Pisana, col solito Laurato, piccolo in verticale, deve uscire, lo fa in maniera regale Alessandro Zamperini, che poi offre sulla sua destra, rimane lì in avanti proposto, passa molto male il 37 del Cotton, chiamano fallo tattico dalla panchina. Nessuno lo fa, allora Cesaro, saltati i due uomini, piccolo, ancora Cesaro, che ha segnato il gol del 3-5, tutto largo a sinistra, tenta il cross, Santarelli, la chiama la fa sua, c'era lì vicino Meloni, ma nessun problema per l'ex guanto d'oro della Serie A. Scusate, Zamperini, Lefebvre, a testa bassa Lefebvre, poi da Barbarella che ragiona, andando da Blandino. Vicino a sé Blandino, dal suo compagno in maglia numero 37 che calcia, alto sulla traversa, ma merito di un altro grande intervento di De Bernardo. Blandi, batte Daniele. Zappe va a saltare. Barba, dopo ti inverti con Troia. Calcio d'angolo battuto Arquato dentro, c'è lo stop di Carnevali che fa ripartire un'altra azione della Pisana. Laurato è fermato con fallo tattico, cartellino giallo. Fallo tattico, dai. Ale, facciamo fallo là, tattico, lo riprende per la maglietta, non è che devi menare, prendi per la maglietta, ci prendiamo. La difesa. Fallo tattico naturalmente senza cattiveria. Qui Carnevali si mette a giocare con la suola, con Lefebvre e Cervini vicino. E il principe se la porta lontano, fermandola, andando da Blandino. Blandino si appoggia a Barbarella su quest'altra fascia. Piccheri se la prende con Zamperini quando Blandino cambia gioco. Conti. Zappe stretto per favore. Sale Conti, va sull'esterno, Lefebvre, l'appoggio, ci sarebbe lo spazio per l'assist, vediamo la giocata, Lefebvre, ancora De Bernardo con i piedi a rinviare, poi ancora Cotton Club con una conclusione da fuori, la tiene De Bernardo e va da Laurato. Fermo Blandi, fermo, è finita, Laurato. Solo! Ha recuperato Barbarella, 1 minuto di recupero al termine da adesso, l'ha segnalato l'unico direttore di gara rimasto in campo dopo l'infortunio dell'altro direttore. Sono 60 secondi al termine di un derby del Ciriaci che sta confermando la supremazia sul campionato del Cotton Club. Salgono a 12 quindi le vittorie consecutive, salgono a 12 i punti di distacco sulla Pisana Calcio a 8, attendendo il risultato della Golbet impegnata in una sfida comunque non facile in casa contro il Football Elite Roma Nord. Ultimi possessi di una Pisana che deve replicare questo atteggiamento, soprattutto queste convocazioni, questi uomini, questo tenore di gioco nel prosieguo del campionato per onorare quello che è stato compiuto sinora. Dai Barba, è destro. Ancora Pisana, piccolo dal limite, un controllo di Laurato che ottiene calcio di punizione. Mancano una trentina di secondi al termine, il Cotton Club è in vantaggio per 5-3, ma non ha nessuna voglia di subire il quarto gol che renderebbe meno amaro il passivo per la Pisana, non cambiando comunque la sostanza del punteggio sul finale. Tentano di provocarci da fuori, ma noi passiamo oltre. Guardi la barriera. E in barriera ce ne sono 3, Santarelli vuole il quarto, nessuno lo ascolta, alla fine arriva Zamperini che vale per 2 in questo caso. Diagonale, non t'apri.
Punizione battuta secca contro il muro del Cotton Club, l'ultimo tiro del match, triplice fischio del direttore di gara. Il Cotton Club vince 5-3 il derby del Ciriaci contro la Pisana Calcio a 8, la stacca di 12 punti in classifica e mette in fila la 12ª vittoria consecutiva.